Trapani, Ternana, Emanuele Dotto. Allo stadio provinciale di Trapani, che curiosamente è situato nel comune di Erice, i Granata di Serse Cosmi ricevono la visita della Ternana di Mimmo Toscano. Le fere hanno cambiato molto, ma ripartono dall'uruguagio Avenatti, il giocatore più costoso nella storia del club rossoverde. Nella fornace dell'antica Venere Ericina, davanti a circa 8.000 spettatori, dirige il marsicano Di Paolo. Queste le formazioni delle squadre, cominciando dai padroni di casa del Trapani, con Nicolás in porta, Fazio, Perticone, Scognamiglio, Rizzato, Ceramitaro, Scozzarella, Barillà, Sodigna, Montalto e Torregrossa. La replica della Ternana con Sala in porta, in difesa Gonzales, Mencariello e Masi, a centrocampo Zanon, Furlan, Zampa, Grossi e Vitale, in attacco accanto ad Avenatti c'è Ceravolo. Per il momento dallo stadio di Trapani è tutto, a te la linea. Comunicati che il gol era stato Attenzione, annullato. si è portato in vantaggio il Trapani 1, Ternana 0, a te la linea. Nella città Erice delle Mura e delle Torri non poteva non segnare Ernesto Torregrossa al 9° gol in Serie B, naturalmente al primo quest'anno. Il cross proveniva dalla sinistra, spedito da Barillà. Bello l'avvitamento e il colpo di testa vincente di Torregrossa, che ha spiazzato il portiere Sava e ha messo il pallone in rete. 0-0 tra Modena e Vicenza quando siamo arrivati al 17esimo. Attenzione, c'è il raddoppio della Trapani, il colpo di testa vincente ancora di Torregrossa. Trapani 2, Ternana 0 quando siamo al 5° minuto del secondo tempo. Linea allo studio. Già ammonito, l'arbitro aveva sorvolato e dunque ci sono state le proteste. Attenzione, scusa Novara, interviene ancora Trapani al 7° minuto del secondo tempo. Il tris per il Trapani con un gol del brasiliano Igor Coronado. Si incorona dunque il Trapani, che nel giro di 3 minuti ha realizzato una doppietta. Al 4° minuto Torregrossa, adesso al 7° minuto il tris siglato da Coronado. Trapani 3, Ternana 0, a te la linea. 19-15 all'Ordenza Armando Picchi, Livorno 4, Pescara 0, Trapani. A Trapani siamo al 9° minuto del secondo tempo e rispetto al campo di Livorno gli andamenti sono davvero paralleli come le vite di Plutarco. Siamo al 9° minuto, il Trapani conduce per 3-0, alla pausa si era andati sull'1-0 per effetto del colpo di testa vincente di Torregrossa al 19°. Nel giro di 3 minuti prima il raddoppio ancora di Torregrossa e ancora di testa, poi al 7°, sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita per la formazione Granata, al 7° minuto la rete del brasiliano Coronado, imbeccato da una iniziativa di Montalto che ha aperto sulla destra. È entrato in area di rigore il giovane trequartista brasiliano, ha atteso l'uscita del portiere Sala e lo ha trafitto con un rasoterra millimetrico. Adesso c'è il 5° tiro d'angolo per la formazione ternana. Avenatti colpisce il pallone di testa ma spedisce direttamente sul fondo. Siamo al 10° minuto del secondo tempo, Trapani 3, Ternana 0, ricordi gol al 19° e al 4° minuto della ripresa Torregrossa, al 7° minuto Coronado, e cedo la linea a Modena. Qui siamo al 24° minuto del secondo tempo, situazione variata, Trapani 3, Ternana 0, gara impari, fossimo in piscina, il Trapani nuota a farfalla, la Ternana si cimenta nella rana. Insomma, non c'è partita, pochi secondi alla conclusione, 3-0, risultato che non è cambiato. Trapani 3, Ternana 0, Drepanon in greco. Trapani significa falce, possiamo dire che il Trapani ha falciato letteralmente la formazione di Toscano, con una doppietta di Torregrossa al 19° e al 4° minuto della ripresa, con 2 azzeccatissimi colpi di testa, il gol del 3-0 siglato dal brasiliano Coronado, che aveva sostituito l'infortunato Sodigna, al cui mancato ingresso in campo si deve questo recupero monstre, perché la partita è cominciata dai 10 ai 15 minuti di ritardo rispetto agli altri campi. Finisce il match di Trapani dello stadio provinciale di Erice. Trapani batte Ternana 3-0.